L'edilizia, il turismo, le grandi infrastrutture, le merci in movimento, le Olimpiadi. Il Veneto è uno scrigno d'oro per le organizzazioni mafiose che continuano ad osservare con occhi avidi il nord-est del paese. Camorra, 'ndrangheta e clan siciliani lavorano costantemente per mettere radici in questa terra feconda. Di contro, tra le province di Padova, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza e Rovigo ancora non esiste una cultura radicata in tema di antimafia. Il numero delle interdittive in Veneto, se paragonato con altre regioni o se rapportato ai reati spia, è ancora nettamente insufficiente. Questa la fotografia scattata dalla direzione investigativa antimafia nell'ultima relazione semestrale. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è venerdì 14 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda la lotta alla criminalità organizzata. Io sono Jack Calcetto. Poco fa vi ho letto l'attacco dell'articolo di Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo Gedi. Il titolo: allarme della direzione investigativa antimafia, le mafie sono in Veneto, ma le interdittive sono ancora troppo poche. Grandi infrastrutture, abbiamo detto, merci in movimento, edilizia immobiliare e turismo fanno gola alla criminalità organizzata. A rischio anche le Olimpiadi. Nell'arco di 6 mesi sono stati rilevati 13.300 reati spia, segnalate anche 5.473 operazioni sospette. E i quotidiani del gruppo Gedi pubblicano la tabella con l'elenco dei provvedimenti interdittivi emanati dalle autorità prefettizie tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022. A livello nazionale sono nello scorso anno 289, di questi soltanto 9 nella nostra regione, il Veneto. Altre regioni anche del nord vedono invece molte più segnalazioni, o meglio molti più provvedimenti interdittivi. C'è più attenzione quindi in altri territori come l'Emilia Romagna, dove nel primo semestre 2022 sono state 73 le interdittive emanate dalle autorità prefettizie. Insomma, la lotta alla criminalità organizzata in Veneto ha ancora molta strada da fare, soprattutto c'è un lavoro culturale da svolgere e ne troviamo riscontro anche sulle pagine del Gazzettino di oggi, che racconta invece il processo ai casalesi di Eraclea nel Veneto orientale. Allora leggiamo il titolo dell'articolo di Nicola Munaro. Il PM, e si aprono le virgolette, parla del metodo Casalesi, omertà e paura a Eraclea. Più delle pallottole o dei pestaggi, il silenzio. Leonardo Sciascia lo chiamava il contesto, ed è da quel contesto fatto di omertà e di non ricordo, di denunce firmate e poi ritirate, di teste chinate in udienza di fronte al presunto boss, che il pubblico ministero di Venezia Roberto III ha cominciato la requisitoria del maxi processo al clan di Luciano Donadio, accusato di essere il capo di una cosca mafiosa dei Casalesi a Eraclea e nel Veneto orientale. Scrive così Munaro sul Gazzettino e poi riporta l'incipit della requisitoria del PM al processo contro il clan del litorale. Siamo a Eraclea, non a Ballarò, dice il PM, ma nonostante questo, una volta in aula come testimoni, tutti hanno fatto un passo indietro rispetto alle denunce che avevano firmato anni prima. In queste udienze avete sentito testi che non hanno avuto il coraggio di dichiarare la loro paura, ma l'hanno comunque espressa attraverso una memoria selettiva. Ricordavano fatti a favore di Donadio, non fatti contro Donadio. E questo riguarda anche chi, prima di essere testimone, aveva bloccato finanziamenti al clan, salvo poi ritrattare di averlo fatto. Insomma, testimoni intimiditi secondo il PM. Donadio e i suoi di contro sbandierano la fama criminale e sono decisivi per le elezioni comunali di Eraclea. Questa l'accusa naturalmente nel processo, che vede
45 imputati per l'associazione a delinquere. L'11 giugno 2020 si apriva il processo appunto con questi 45 dei 76 imputati iniziali, molti dei quali sono chiamati a rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso, oltre che di singoli episodi di estorsione, spaccio di droga, bancarotta e reati fiscali. Tra i principali imputati, oltre a Donadio e al figlio Adriano, anche l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, accusato di voto di scambio politico mafioso. L'accusa proseguirà per 4 udienze. Il tessuto sociale non è in grado di far fronte a questa penetrazione, ha detto ancora appunto il PM. Questo per quanto riguarda la criminalità organizzata in Veneto e appunto la lotta dell'antimafia. Voltiamo pagina e ci occupiamo di università e non solo, di alloggi per studenti e del costo della vita che è schizzato alle stelle. Vediamo sulle pagine del Mattino di oggi un articolo di Elvira Scigliano: affitti per studenti, rincari fino al 153%, continua ad aumentare il costo della casa a Padova, i maggiori aumenti di tutta Italia. Il rapporto sulla situazione abitativa segnala grandi opportunità di investimento da un lato, dal lato appunto di chi realizza gli investimenti, i fondi e così via, ma di contro i posti letto per studenti a Padova sono sempre più costosi e gli studenti e le loro famiglie fanno naturalmente sempre più fatica a pagare l'affitto. È l'impatto dell'università, sono attesi appunto altri investimenti pubblici ma soprattutto privati, attesi 190 milioni di euro per 17 nuovi edifici. Alcuni dati interessanti sui posti letto per studenti a Padova, poi pubblica sempre Il Mattino. La percentuale degli studenti fuori sede sul totale degli iscritti a Padova è pari al 50,8%, mentre gli studenti fuori sede sul totale degli iscritti in Italia sono soltanto il 39,9%, quindi più fuori sede a Padova vuol dire che ci sono meno alloggi disponibili, probabilmente sono troppo costosi. Gli studenti iscritti all'anno scolastico 2021, all'anno accademico naturalmente 2021-2022, sono 58.600, gli studenti fuori sede 29.740. Ma dove vivono gli studenti a Padova? Allora, la disponibilità e la copertura dei posti letto è una tabella, questa la più interessante, per categoria di offerta residenziale strutturata, quindi appunto le strutture ricettive diciamo per studenti, insomma gli studentati coprono solo l'8,2% dei fuorisede e di questi i posti letto garantiti dal diritto allo studio universitario sono soltanto il 4,5%. Insomma, l'Ateneo attira sempre più matricole fuori sede o straniere, servirebbero circa 14.600 posti letto, scrive Il Mattino. La media di 500 euro al mese per una stanza, l'incremento negli ultimi 12 mesi è stato almeno del 20%. La forte pressione abitativa che si è creata esclude le fasce grigie della popolazione dalla possibilità di una locazione. Insomma, c'è un problema di alloggi per studenti e non solo, naturalmente, a Padova. Voltiamo pagina, chiudiamo con due notizie flash. La prima: il lupo scende a valle, falciato lungo il tunnel. È capitato a Sovramonte in provincia di Belluno. L'incidente in galleria è il quarto esemplare travolto dal 2021. Indagini dello zoo profilattico, l'istituto zooprofilattico delle Venezie, verranno fatte delle verifiche su un eventuale avvelenamento. Il Gazzettino pubblica la foto della carcassa a bordo strada lungo il tunnel del Sovramonte, appunto. L'animale è stato investito da un'auto in transito ed è morto praticamente sul colpo. E parlando sempre di lupi e orsi, sulle pagine del Corriere del Veneto troviamo un'altra delle clamorose giravolte a cui il presidente della giunta regionale Luca Zaia ci ha ormai abituati negli ormai 13 quasi lunghi anni di suo triplo mandato, unico presidente di regione
ad aver raggiunto il terzo mandato, cosa che attualmente non è possibile per gli altri, in quanto nel frattempo è stato introdotto un limite dei 2 mandati. Ma torniamo alla questione dell'orso. Nei giorni scorsi Zaia si era dichiarato contrario all'abbattimento dell'orso. Si parla dell'orso che in Trentino ha aggredito e ucciso un runner, quindi no all'abbattimento e invece sì a un possibile trasferimento dell'orso. Così aveva detto Zaia, e questa doveva essere la soluzione. E invece oggi cosa leggiamo sulle pagine del Corriere del Veneto? Zaia e i sindaci di montagna no al trasferimento degli orsi. Il presidente della giunta regionale dice: il Veneto è troppo antropizzato, la convivenza sarebbe difficile. Quindi insomma la politica veneta fa muro contro la proposta lanciata dal WWF di spostare in Veneto alcuni dei plantigradi che affollano il Trentino. Secondo il presidente Zaia sarebbe pericoloso. I comuni di montagna invece parlano di danni al turismo e allevatori. Insomma, secondo Zaia l'orso trentino non va abbattuto, ma di certo non va trasferito in Veneto. Una posizione curiosa, quella del presidente della regione. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con un altro tema che naturalmente prende in causa la regione, che su questo invece è stata silente. Parliamo delle trivelle, Chiesa e scienza contro le trivellazioni in Alto Adriatico, non in questa terra così fragile. Il virgolettato sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: 3 vescovi e 5 professori universitari sul palco del teatro di Portoviro, vogliamo il parere di scienziati liberi. Sì, perché attualmente l'accordo siglato tra regione e governo prevede una commissione governativa che dovrà valutare l'impatto ambientale delle nuove trivellazioni sul territorio appunto dell'Alto Adriatico, nel mare di fronte al litorale veneto. E in particolare la preoccupazione riguarda il territorio del Polesine, già danneggiato dal fenomeno della subsidenza, alcune terre che sono sprofondate di 2, anche di 4 metri proprio a causa delle trivellazioni che erano state poi bloccate e vietate in quei mari, ma a riaprire la partita è stato proprio il governo della destra guidato da Giorgia Meloni. La regione sul punto si è sostanzialmente allineata alle posizioni del governo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il nostro podcast torna come sempre lunedì mattina. Un buon fine settimana nel frattempo a tutte e tutti voi che siete in ascolto.